Le luci accese di mattina, le finestre chiuse con le tapparelle, nessuna risposta al cellulare. L'allarme è scattato sabato mattina e poco dopo la tragica scoperta, il corpo senza vita di Don Gianni Masina era nella camera da letto della canonica di Beolo a Conselve. Nella stanza c'erano 2 ventilatori accesi. Il sacerdote aveva 84 anni e è stato stroncato da un malore, forse provocato dal gran caldo. Il suo corpo esanime già da molte ore. I soccorritori arrivati sul posto hanno stabilito che era deceduto per cause naturali. Sono stati i parrocchiani a dare l'allarme, notando l'anomalia delle luci accese in pieno giorno. Don Masina era molto conosciuto a Conselve, era stato parroco di Beolo e qui era rimasto e continuava a celebrare messe in supporto dell'arciprete di Conselve. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per aprire la porta d'ingresso della canonica, chiusa dall'interno. Nella stanza dove si trova il corpo, 2 ventilatori accesi per fronteggiare le temperature torride di queste settimane. Il sacerdote qualche anno fa aveva fatto degli accertamenti che avevano evidenziato delle difficoltà cardiache e forse il caldo record di questi giorni ha peggiorato la situazione.